Il Tribunale della Pedemontana sa da fare. Alla sollevazione e al moto di contrarietà arrivato dagli ordini provinciali degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso ha risposto con fermezza il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ospite di Focus TG col direttore Luigi Bacialli. Questa è un'iniziativa, è una cosa importante per il Veneto, per i cittadini di questo territorio e per le imprese che vogliono continuare a lavorare qui. Dover fare riferimento a una sede di tribunale lontana è un disincentivo per tutto il territorio. Ci sono imprese che decidono di andarsene da qui o di non investire qui e tutto questo tema della discussione sul fatto rimango o non rimango perché magari c'è un servizio giustizia che non funziona o è lento, è troppo lento e non dà risposte, questo pesa 2 punti di PIL nel nostro paese ed è un'enormità. Noi non possiamo permetterci di avere un disservizio. A livello nazionale l'organico sarà implementato entro la metà del 2026 e in Veneto tramite le graduatorie regionali sono già state fatte un centinaio di assunzioni. Sono 70 i comuni interessati dalla futura nuova circoscrizione giudiziaria con un bacino di oltre 500.000 abitanti. Bassano del Grappa, o meglio il futuro Tribunale della Pedemontana, è un'opportunità per tutti. L'abbiamo registrato nei vari appuntamenti che abbiamo fatto ancora circa un anno fa. Le associazioni di categoria lo vogliono, lo chiedono, i sindaci lo chiedono, e i presidenti di provincia lo chiedono. A chi come il sindaco e il vice sindaco di Torri di Quartesolo si è esposto per iscritto e a voce contro il Tribunale della Pedemontana perché toglierebbe risorse ad altri, Ostellari risponde in maniera costruttiva. Vogliamo fare sintesi con tutti, sappiamo benissimo che abbiamo anche una stragrande maggioranza anche di una parte dell'opposizione che è favorevole, quindi cerchiamo di unire le forze e di smetterla con polemiche pretestuose.